Buongiorno a tutti ragazzi, ancora dopo 4 giorni la NASA è preoccupata per l'asteroide che è passato, anzi è caduto in Sardegna in effetti ancora sui giornali americani e sulle riviste scientifiche ancora che si parla di questo asteroide, diciamo meteorite come lo vogliamo chiamare, che dicono che è la prima volta che un maggiore, voi avvocatella, che è un maggiore impatto che è avvenuto in Europa. Sono preoccupati perché sanno che tutto l'universo non è controllato. In effetti, come vedete, questo asteroide è sfuggito agli occhi di tutti, quindi improvvisamente è passato e è arrivato. Quindi questo era di 2 metri e già per loro è tanto, quindi in effetti ha avuto un'energia stimata sui 0,1 kilotonni, quindi diciamo abbastanza forte, non diciamo chissà che, comunque un valore preoccupante per loro. Quindi fortunatamente non c'è stato pericolo per le persone perché giustamente ha iniziato la sua deflagrazione sui cieli, ciao Nicolas, della Sardegna, ed è esploso forse a circa 120 km dalle coste della Sardegna, quindi è caduto diciamo in mare aperto, diciamo, quindi non ha colpito nessuna terra o città o altro diciamo cosa. No, stavo parlando che la NASA è preoccupata di questo asteroide, ancora ne parlano dal 16 di agosto che è passato sulla Sardegna, ancora si parla in siti americani. Sì, sì. E quindi diciamo che sono preoccupatissimi perché sanno che non riescono a controllare, diciamo, a controllare tutto il cielo, tutto l'universo. Vedi, questo qua è passato, nessuno si è accorto che stava arrivando, quindi come potete ben vedere anche da questa foto che ho messo, ragazzi, vi rendete conto che noi siamo un puntino vicino al Sole e tutto gira intorno a noi, quindi se un asteroide parte dal lato opposto del Sole e arriva sulla Terra, ragazzi, nessun telescopio al mondo lo vedrà mai. Quindi diciamo che se partono da dietro al Sole, ragazzi, o diciamo anche nei lati, sì, sì, ancora che si parla, Nicolas, sto ancora parlando perché ho fatto la traduzione poco fa su un sito ancora scientifico della NASA e ancora che parlano di questa cosa e si meravigliano di quanto fosse grande, eppure era 2 metri, non è che era 200 metri o 50 metri, eppure solo 2 metri a questi spaventano, pensa un poco. E hanno detto che giustamente se è caduto in mare aperto è andata bene. Infatti la scia luminosa è stata vista in tutta la Sardegna. E pensate che è partita quasi dalla Spagna sta scia, quindi immaginate che tragitto ha fatto, quanta luce diciamo a potenza ha passato, quindi a loro dicono 0,1 kilotoni, che non è che si chissà chi, però è tanto per loro, è un valore, dicono preoccupante, quindi sono preoccupati perché non riescono a controllare tutto quello che vorrebbero in effetti, anche se l'ho detto centinaia di volte, secondo me è impossibile controllare tutto l'universo. Cioè, vedete la Terra è rotonda, tu devi calcolare tutti i lati della Terra, sotto, sopra, come fai? È impossibile. Statisticamente nessun... ci vorrebbero migliaia di telescopi situati in tutti i punti della Terra per vedere se riesci. Eppure quando arriva, ragazzi, non ci sta il tempo di agire, questo è il problema. Allora, se lo vedi che in anticipo di 7-8 giorni puoi pure, se piccolino, puoi pure mandargli un missile contro e allora vai vai, lo fai scoppiare e finisce pure là. Ma se tu lo scopri un'ora prima, come fai a organizzare? Non puoi organizzare un missile perché ragazzi per fare queste cose ci vogliono secondo me almeno 2 o 3 giorni di programmazione per fare un missile, mandare un razzo, colpirlo, perché poi loro devono calcolare traiettoria, perché quello poi cammina, ragazzi, non è che sta fermo e dice vabbè lo colpiamo, sta lì, no, quello cammina. Quindi loro devono calcolare il scrupolo al massimo, diciamo, della essere precisissimi, come, che ne so, come un orologio svizzero, diciamo, devono essere scrupolosi al massimo.
quindi diciamo che è difficile in effetti. Quindi se invece hai una settimana di tempo che sai che sta arrivando, allora te ne fai una ragione, riesci a calcolare e fare la traiettoria e cose, e forse lo riesci a colpire. Se è piccolino però, ragazzi, parliamo sempre di un asteroide forse di massimo ma 10-20 metri, possiamo fare qualche cosa, ma già se andiamo dai 30 metri in poi, ragazzi, un missile non gli fai nulla. Quindi se sbagliano mira, arriva l'asteroide a terra, che è facile, no? L'asteroide continua a qualche parte nell'universo e camminerà, a qualche parte impatterà. 2 metri era quasi, quindi sono preoccupati perché è la prima volta che un asteroide, diciamo un meteorite, come lo vogliono chiamare, di 2 metri entra e nessuno lo vede. Questa è la preoccupazione loro. Con tutta questa tecnologia che teniamo, questo coso di 2 metri, che non è piccolino, non è fatto, sa, 50 centimetri, e tu non l'hai visto, e va poi 2 metri, ragazzi. Cioè nessun telescopio ha visto sta cosa di arrivare. Quando l'hanno vista era già tardi, è passato sulla Sardegna, quando in effetti ha fatto Spagna-Sardegna. Ah, anche questo è capace, che politica, sia Russia, sia America, chi deve buttare il missile. Poi se sbaglia uno è colpa tua, è colpa mia. Sì, sì, questo pure è vero. Faranno pure a gara a chi lo deve distruggere l'asteroide, quindi. Quindi, ma no. Ecco qua, ho dovuto togliere l'avvocatella falsa, ragazzi, un attimo, che stava sempre col suo modo fare gentile. Mamma mia, è una cosa inesistente proprio. Vabbè, stavamo dicendo, ragazzi, quindi sono preoccupatissimi. Pare una cosa, diciamo così, scema, però in realtà sono preoccupati perché sanno che non hanno i mezzi per salvaguardare l'umanità, in effetti. Uno di 2 metri non è stato visto, il problema non è quello di 2 metri, 3 metri, ma se facciamo per caso era di 50 metri, che succedeva? E nessuno se n'era accorto. Cioè, finché arriva uno di 2 metri e fa una cosa così, vabbè, è passato, non è successo niente, finisce là. Ma se era più grande, ragazzi, e colpiva qualche città, allora già questo di 2 metri e colpiva una città, ragazzi, qualche morto c'era scappato sicuro, se non pure di più. Fortunatamente è andato in mare aperto e quindi meno male che non era talmente grande da fare pure uno tsunami, quindi fortunatamente sicuramente avrà evaporato un po' di acqua, quindi diciamo che stiamo belli fritti. Dicono così, Nicolas, c'è chi sostiene fortemente che già da questo inverno ci sarà questo minimo, quindi non si sa, gli scienziati fanno la guerra pure come le nazioni, come la Russia, ma sì, sì, l'ho beccata a volo, subito ho messo una brutta parola e mi sono accorto che era lei, quindi subito compara è veloce, però stavolta sono stato più veloce io a trovarla. Perché ho detto, Avvocatella non scrive questo in chat, quindi anche non è neanche furba. Ciao Marina, ciao, sì sì, questo sì, Madonna mia, e che Dio ce la mandi buona, questa sì. Però purtroppo la cosa che io dico è che la NASA con tutte queste tecnologie, tutto quello che ha, ragazzi, non riesce comunque a mantenere queste cose che arrivano così, all'intrasatto, come si dice in napoletano, cioè all'improvviso. Quindi, allora, perché mi meraviglio che sono passati 4 giorni e ancora scrivono perché non è stato visto, stanno preoccupati ragazzi, quindi perciò ho voluto fare questo video, perché ancora si parla di questo asteroide che dall'88 che non succedeva una cosa così, cioè sono passati 4 giorni e ancora si continua in America a parlare di perché non è stato avvistato questo asteroide, quindi sono preoccupati ESA, NASA, quindi tutte queste diciamo che dovrebbero proteggerci, diciamo così. No, ma poi 2 metri fortunatamente è andato in mare, avvocate. Se andavi in terra, diciamo, su qualche città, il danno lo faceva, eh.
Sì, lo so, grazie, ma io la blocco a volo e la metto subito che la blocco. È normale che se uno di voi mi scrive una brutta parola, so che non è lui. Quante volte ho detto non scrivete brutte parole perché faccio nascondi cose. Sì, stanno parlando ancora, Nicolas, è strano, ma stamattina sono tornato prima di scendere a Salerno, che sono poi andato in tribunale e poi sono ritornato. Avevo letto questa notizia, poi quando sono tornato l'ho riletta perché era in inglese, l'ho tradotta col traduttore, ma l'avevo già tradotta io, però per scrupolosità l'ho fatta pure col traduttore. E difatti parlano ancora di questa cosa che è passata sull'Italia. Ma non lo so, lo fa apposta, sì, sì, non lo so. Questo è un mistero, è come l'asteroide, non lo so perché si comporta così, non lo sappiamo. Al finale nessuno di noi ha fatto nulla a sta signora, però ancora che insulta e fa queste cose qui. Giustamente anche lei dice, ma quelle mi hanno insultato, sì, ma hai iniziato tu per prima all'inizio. Scrivevano tutte con me, diciamo, queste signore e quelle le insultava di brutto, a chi prometteva una cosa, a chi prometteva un'altra. In effetti, no, diciamo, quelle le mie iscritte al canale non è che hanno iniziato loro. Sì, sì, ma parolacce, queste qua che, questo che hai visto mo, non è, questo è oro. Quello che ha scritto la signora è degno di un film. Quindi questo è zero di quello che le cose che ha scritto. Quindi diciamo che questo è un assaggino, proprio una cosa così così. Diciamo che dare 0 a questo voto perché lei è arrivata a 10. Quindi questo questa brutta parola per lei. Ma gelosa di che? Al finale io l'ho sempre ribadito che non mi interessa nulla, io già sono fidanzato, non mi interessa Avvocatella, gliel'ho detto, non mi interessa Elena, non mi interessa, diciamo, Grazia, non mi interessa nessuno, quindi gelosa di che? E poi un'altra cosa, anche se scrivono i ragazzi, sì, il 16 è successo, Nicolas. Il 16 di agosto, sì, sì. Oggi abbiamo 20, 4 giorni ancora stamattina ne scrivevano sui giornali scientifici della NASA, ESA. E ancora ne parlano dopo 4 giorni. È strano, ma ne parlano. Boh, speriamo bene che non ci sia qualche altra cosa. I ragazzi pure dicono che capisci, sono vengono perché mi piace, cioè, io piaccio a loro, quindi o donna o uomo non cambia nulla, quindi se sono donne sono tutte, se sono maschi sono tutte, capisci a me, no? Quindi non cambia nulla. Quindi, come si dice, cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, quindi è inutile perdere tempo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, non mangiate assai, ci sentiamo più tardi per qualche altro video, che sempre qualche notizia esce a finale. Quando stiamo calmi calmi, succede sempre qualche cosa. Vabbè ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo dopo. Ciao Avvocatella, ciao grazie, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi. Ciao Nicolas, ciao a tutti ragazzi.